Come ti chiami? Elisa. Mi chiamo Luigina. Ilaria. Martina. Primo. Filippo. Margherita. Dove vivi? Vivo a Ceggia. Vivo a Ceggia in riva a Zancana di Sopra. A Cezza, frazione Gainica. A Ceggia. Vivo a Ceggia, riva Zancana di Sotto. In che tipo di casa vivi? Super tecnologica. In una casa colonica. Me l'hanno appena disinfestata col DDT. Vivo in una casa vicino alle sponde del Piavon. Io abito in una casa galleggiante sul Piavon, super tecnologica. Che lavoro fanno i tuoi genitori? Il mio papà fa il badilante e scava i fiumi. Mia mamma lavora al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e il papà è un meccanico. Mia mamma lavora nei campi e mio papà è un scariolante. La mamma e il papà sono ingegneri al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Come vai a scuola? Io vado con la barca a remi sul Piavon. Vado a scuola con una bici volante. A piedi o in bicicletta? Che rapporto hai con il Piavon? A volte il fiume mi fa un po' più paura, soprattutto quando piove tanto. Io vado sempre a fare le passeggiate sul Piavon, che ci sono i fiori da raccogliere. Io e il Piavon siamo amici, è un canale sicuro e controllato. Qual è il tuo passatempo preferito? Mi piace andare a pesca con il nonno sul Piavon. Allora, il mio passatempo preferito è quello di andare in barca a remi sul Piavon fino a Venezia. Il mio passatempo preferito è fare surf sul Piavon. Raccontami una curiosità del Piavon. Sul Canalat è stato trovato un ponte romano. È un ponte grande perché sotto ci passavano le barche. Gli abitanti di questo paese nel 600 scapparono dai Longobardi lungo il Piavon. Sono stati trovati i resti di una scuola del 2000 a Ceggia. Mi pare che la scuola si chiamasse Carlo Collodi. Come ti immagini il tuo futuro? Un futuro un po' più sostenibile dove gestiamo meglio le energie e i rifiuti. Mi immagino un futuro dove il fiume non ci farà più paura. Mi immagino il mio futuro più salutare e sicuro.